Il canile San Francesco di Presina, Piazzola sul Brenta, ha 150 ospiti ed è una grande realtà che serve tutto il territorio dell'Alta Padovana. Anche qui, nel rispetto delle normative, sono stati chiusi i battenti per questo periodo. Così facendo, però, si sono bloccate quasi del tutto le adozioni. Non si sono bloccati invece gli arrivi di nuovi cani, addirittura da parte di chi pensa che gli animali possano trasmettere il coronavirus. Il canile è chiuso, primo, ma non sono chiuse le entrate. E noi abbiamo l'impressione che qualche cane stia arrivando proprio per la paura del coronavirus. Allora ripeto l'appello, il cane non trasmette il coronavirus all'uomo, scientificamente provato. Con tutto questo ci mettiamo a disposizione della protezione civile se ha bisogno che accogliamo dei cani perché i padroni sono stati vittime del coronavirus oppure sono in grande difficoltà per questo. Se c'è chi invece è interessato comunque ad adottare un cagnolino può contattare la struttura. Il canile di Piazzola è tra quelli con più cani di tutto il Veneto e anche in questo periodo, grazie ai dipendenti e ai volontari, gli ospiti sono accuditi al meglio nonostante le difficoltà anche economiche. Siamo in grandi difficoltà economiche, in questo momento non abbiamo entrate, abbiamo solo spese. Cibo, medicine, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria. Ci permettiamo di chiedere una piccola offerta. Lo so che tutti chiedono in questo momento, ma vi assicuro, anche noi abbiamo bisogno di questo e stiamo facendo un servizio per la comunità. Al San Francesco, tra l'altro, ci sono anche 100 gatti, vittime di incidenti stradali, che vanno curati e accuditi e nessuno qui si tira indietro.